Questa vaia è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei dessa Regione 22 de su 2018. Beni agattatas e beni agattausu a 8 minuti e boga voci, sa trasmissione in lingua sarda e a tre lingue de Sardin, che vuole di donare voci e a chi ne di scioperau de bifi, traballai e frincai insi sulla nostra. Questa gita è avere una sardina del suo contemporaneo che non si frima da allogare a strapaisi identità culturali propria, ma tornata a noi. Si muove su intra de cicca arti e divulgazioni, poi torrai a scoprire sa piesa antica che hanno agattau in il libro su. Pifinti in is accinnus, in i ritus, in is fueddus passaus, che trovessant a su tempus, muttendo vroma e linguaggius, posigiri a chistionare con su presenti, e fuedaus con duas femminas, che con su traballo in soro podenti appari tecnica e ritualità popolari e conoscenzias de sa scienzia. Francesca Alloi, astronoma e divulgatora di scienza, si chieda in su castio de su gelu e Giovanna Pragiolo, artista e artisana, si conta da desprenda suas meledadas de simbolus de s'antichidadi e attivadas secondo su ritu de sa mecina de sogu. In un momento storico, in nuove tradizioni si arrisca de simpitticare a misura de cartolinas futuristas, Francesca e Giovanna uninti erenzia e mutatura. Su ritto e sa scienza divenenti a ecci due lenti differenti, poca stesso mondo. In questo topio puro, sa lingua sarda, esti sa ina po traduci sa complessità de su tempo nostro, ammostrando che sa identità e sa cicca funti motori verus de una conoscenza che passa da in generale penitori. Per me, castiare su gelo, orlenare, pensare a su che ho imparato finché a come, a su che ho imparare in suo tempo benidore e a su che non ho comprendere mai, poiché questa scienza è fatta di asi. Su ischire come funzionano le cose è la cosa più spantosa, poiché la fisica è poesia per me, è proprio una bellezza che governa da suo mondo. Poiché tu potete castere su gelo e vedere esisteddos, è una cosa meravigliosa, è bellissima, però devi comprendere se ite cade e commente naschinti esisteddos, commente crescinti, e tanto questa è la meraviglia vera, ma manco per me. A badare su gelo è una cosa spantosa de notte, però è in tempos anticos fu di finze una maniera può comprendere, può orientare e finze si può comprendere e poi schiere toravudi quando fu cominciando quando fu tempo de cominciare un nuovo ballo, de acabare un nuovo ballo. E io non comprendo finze su fatto che penso che non tutti i steddos funti uguali, che dinanta steddos coudos o steddos tramudantes o si steddu genatore, che non fu di un steddu ma un pianeta, su pianeta Venere. I steddos tramudantes funti spedras, praticamente funti cantos de vedras chi funti callando a pizzu de sa terra de chi passant s'atmosfera terrestre si faint ruine, però lassant custa lughe, custa scia dinanti in italiano, chi fattu bieus. I steddos coudos funti una razza de pedra, però funti pedras chi a intru tenent materiale ghiacciau.
E quando questa pedra passant appresu de su sole, su ghiacciu si scaggiada e si che format custa coa chi podeus biere. Finzas issadros iant cumprendiu cummente imparare su chelu. Iant cumprendiu e teniant finzas una connoschenzia prus manna meda de cussa chi teneus oe, poite po issos fut veramente elementare su movimentu apparente de su chelu, tando ischire ca apparentemente custos istellas funt movendosi in su chelu, poite como non si srebit prus abbaidare su chelu po cumprendere ittora est. Como nos non podeus abbaidare su mantessi chelu chi babbai nostros podiant abbaidare, poite esprenu de lughe artificiale e sa lughe de isisteddos non si podet biere. Su chelu po totus is populos antigos è chistione de identidade, iscomente a s'abbaidare in unu sprigu. Tando tue in su chelu totus is populos antigos in su chelu iant postu cosa de importu po issos, is aregos iant postu custas divinidades, che sunt istoria meda bella de custu populu in Sudafrica chi iat bidu, sa chi in italiano dinant a Via Lattea, una ia de chinisu. Che fut custa istoria meda bella de duos frades chi furent andadu a cassa, sa sorre si che fu pedra e tando po agattare is cumpangios iat lanzadu custu chinisu in su chelu. E tando de chi faeddaus de cultura sadra de su chelu o cultura de un atteru populu de su chelu è sempre chistione de identidade, igue nos in su chelu ciappaus su perzisu po su populu e tando tois populos in Sudafrica, custu populu de Sudafrica fut de importu su andare a cassa ca fut sa cosa chi srebiat po sighire a bivire. Innoghe in Sardigna nos aus acciappau, aus numenau is costellaziones cun numenes chi furent de importu po sa popolazione. Ite fut s'importu po su populu sadru antigu, ma finzas po su populu sadru de oe, poite no est cambiadu meda custa identidade. Est s'arenzia, est su monte, est su bestiamene e totu custos riferimentos do ciappaus in is isteddos, in is costellaziones de sa cultura sadra. In su chelu sadru podeus agattare costellaziones chi pertoccan a s'arenzia, comente i sette frades, podeus agattare su drone chi nos ischeus ca su populu sadru iat cumenciadu a fare binu de subitu e meda gente como sighit a ddu fare finzas in domo o nd'at fattu finzas unu traballu cun bellos resultados, poite i binos sadros funt arribat in totu su mundu. E un'attra chi mi praget meda a numenare est sa rughe 'e Santu Antine. Poite Santu Antine no est santu, depeus narre ca po sa Cresia no est ufficialmente unu santu, però is sadros funt meda devotos a Santu Antine, aggiumendo ogni bidda in Sardegna si fesu sa festa 'e Santu Antine. E custu numene ddu teneus finzas in chelu, che est sa costellazione de Santu Antine. Chi nos abbaidaus e criccaus de connoschere custos numenes po is costellaziones, podeus cumprendere chi du meda variedade e tando chi moves de una bidda a s'atra su numene de sa mantessi costellazione podet finzas cambiare. Su mudare est finzas s'arresultau de su chi est istadu in custa terra, su sa dominazione straniera, sa dominazione istrangia, su passare de una religione chi fu pagana a cussa cristiana. I baccheddos chi funt is isteddos de su intorgiu de Orione funt finzas numenau po essere is Tre Marias
Podet essere finzas una prova de su fattu che si sta unu mudamentu inoghe po sa gente e tando de su fattu che sa Cresia de unu certu momentu dominaiat totu su populu. E atro nùmenes invece chi nois abbedaus finzas sa mitologia rega, romana, in nùmenes chi ant giau is aregos e i romanos a isisteddos e is costellaziones, fattu podeus finzas ciappare a s'imbiggios. Comente po nde narre unu, nois a Arturo, s'isteddu Arturo, dinaeus su trubadore de is sette frades, poita est appresu a is sette frades. E Arturo in aregu, proprio in sa limba rega, olet narre s'Adrianu de Sorsa. Sorsa est sa costellazione de is sette frades e tando po su trubadore de is sette frades teneus unu ass'imbiggiu cun sa mitologia rega e totu. 'Olio cumprendere chi nois puru, comente s'atros, iaus tentu una manera nostra de abbadere su chelu. E de ague apo cumenciau a pregontare a sa gente, apo cumenciau de essere inzia mia, amigos, e apo pregontau ma ischiesi callecuna cosa de numene de isteddos o de costellaziones in sardu. E cumenciu nemos a ischiare nudda, ma penso chi fut finzas poite chi tue non cumencias a fraigare unu pagu, a pregontare, ischi uno ti benit in conca subitu. Funt cosas chi amus unu pagu ismentigadu, però funt ancora igue. E tando apo cumenciau a criccare in internet che furent studios, libbros chi podio liggere po iscriere callicuna cosa de prus. E io ho cumenciau gli agattau callecunu riferimentu in su dizionariu de sa limba e sa cultura sarda de Mario Puddu. E poi apo finzas agattau un'atru libru de Tonino Bussu chi ha fattu una cricca in sa 'idda sua e gli agattau callecunu numene. Gli agattau finzas unu treballu de Giuseppe Puzzolu in Stellarium. Stellarium est unu software chi imperaus finzas nois astrofisicos. Poi apo criccau riferimentos finzas in sa poesia e seo ancora criccandoddos. Sa maggior parte de sa gente non dischit ca teneus una cultura sarda de su chelu, ancora tengio pagu materiale in manu, poite io cumprendio che fut prus de ischire. E tando apo nau, podet essere una manera bella e una manera intelligente finzas imparare is social po narrere a totu is atros bedai ca già apo agattau custu materiale, però s'invito a partecipare, criccaus de attobiare innoghe, criccaus de fraigare custa connoschenzia, poite è meda bellu e de importu mannu. E tando de asi che est partiu chelu nostru. Bolio giare custa connoschenzia, fueddare de sa cultura sarda de su chelu, giaendo finzas callicunu infromo a pizzu de comente funzionat su chelu. S'obiettivu meu fu cussu de aggiare a sa gente custa connoschenzia chi babbais e mammais nostros teniant de su chelu. E tando apo criccau de ponner umpare scienzia e sa cultura sarda de su chelu. Già apo sceberau custa manera de divulgare, de fai connoschere sa cultura sarda de su chelu, umpare cun s'astronomia, proprio po criccare de arribare a totus, pittios e is prus mannos, e 'olio fare de manera ca is pittios podiant andare diai mannos a preguntare poita i mannos prus che totu is chi tenent 80-90 annos non barrant, non funt in is social, e tando teneu bisongiu finzas de giovanos po fare
può precontare questa espressione. Questo mi sta rennescio, che se ho rennescia, poi te non subito, possiede un'iscutta, poi te comincio a comincio non potendo me da visibilità, però a possiede un'iscutta che qualcuno mi ha gricato un po' minare lava che questa questa femmina che si ricorda che qualcuna cosa, oppure una compagna di Treballo gli ha preguntato a sua mamma e mi ha mandato questo video di una testimonia che già posto finché in Instagram, me da bella, poi te che si du conto c'è questa cosa, potrebbe essere bello a discutare, però ad intendere di una femmina manna che ha bivio questa cosa è tutta un'altra cosa. Una volta che ho ciappato tutto questo materiale e io decido di fare questo video in Sadru, questo programma che è lo nostro, questo progetto, e cui veramente comprendo che non devo fare in italiano. E tanto che se ho posto fare in Sadru, esiste un'età difficile poiché non manta pesata in Sadru, a poter più agattare finché sa forza di cominciare. Io penso che il progetto come che lo nostro può aiutare a comprendere meglio e che seuso e che siamo stati in suo passato e ti ho diventare finché in suo tempo benidore. Ognuno tiene questa maniera sua di vivere questa lingua, di vivere su sadru, di vivere questa terra sua. E di chi voi vittia, io non vi ho solo di mi indefuire. Io non voglio barrare in vita, io voglio andare tutta un'altra parte, da quest'altra parte sul mondo. E finché se impari a questa cosa, questo mi dolle fuire, fu di proprio in antitesi, noi scomumente donare, con s'amore per la cultura sadra e per la tradizione, per la Sardegna e tutto. Tanto teniamo questo conflitto tra me, però a manna comprendo che non fu asi, che ognuno tiene il suo modo suo di vivere. E tanto questa terra già non da bio come tancata, come una terra che noi potevo pensare solo a esaltare, a narrare che siamo immensi, che teniamo su in più bello, che teniamo cosa più bella. Penso che sia de asi, che teniamo veramente cosa meda bella, però su tenere gli ongi, su tenere un treballo che ti vede andare a fora e conoscere altra cultura, è stato importante e si può fare di anno che pure. Capiendo con questa tradizione, consistenza, in che pure che vunti me da criccadores che diventano un treballo di importo. E per me è bello a viaggiare, ma a barrare in no che non vuole andare che tu essere sproppato cosa. Ti devi impegnare me de brusu, poi te non è facile finché devi andare a treballare in forasa, devi piegare a giummare 3 aereos, poi te sei uno che isolato. E tanto è un impegno per un anno di su chi sa fare vivendo in una città del Manna, però si può fare. In un primo momento devo via bistirisi, però questo che devo lì a vai, poi vuoi dare questa Sardegna antica. Dunque ho pensato che questa maniera meglio su può fare questa cosa, versa da fai prendere. Andavo a vedere con un amico, dunque se mi ha consigliato di provare a usare questa che in italiano si dice dalla microscultura con cera persa. Dunque se devo pico uno tanche di degera, da scraffeddo e di oggi questa chiesti si avromma e sa gara che adesso questa di saprenda venia. Io non ti ha mai fatto, sciu disegnare, sciu pintare, ma non ti ha mai scraffeddato. Dopo provato e ci si arrennesce. Faccio prendasa
che vuedant de sa Sardigna antiga e dei simbolos antigos dei sardos, e das accompagno con unu paperi. In questo paperi scrivo cussu chi esti si storia de su simbolo chi esti in sa prenda e tutto. Babbo e mamma manti lassau, manti onau non lassi domannu, poita che vuanta tutta due studiosos de lingua sarda e dunque amante e stimanta si storia de sa Sardigna e si storia de questa lingua sarda e manti trasmitti questo isciri e questo amore. Dunque in mimmi questo isciri e questo amore e si nasce quando fu a piticheddedda. Invece di mi contare scontos chi si contanta Spippius, Cappuccetto Rosso, issu mi contata is storias de candu fu a piticheddeddu, oppure mi contata is storias di Amsicora, de Iosto, sa diosa, e mimmi in su coriceddu miu piticheddeddu nascia da questo amore in mannu che poi è diventato sempre più importante per mimmi e mi ha consentito di sceperai questo percorso di vita e di amore. Poita per mimmi è un percorso di amore per questo che scio, di amore, poita mi pare di seguire a questionare con babbo e mamma e si commette che issus vessant ancora bius in su coro mio, poita deu di questiono ancora con issus vendo questo traballo che faccio. Io credo che mi ha aiutato Vince e si nasce in Arrolli. Arrolli è saida de su Nuragi Arrubio, su Nuragi per un anno de sa Sardegna, dunque mi ha ponato questo lassido manno che mi ha aiutato in questo percorso di vita e di traballo e di amore, potremmo dire un percorso di amore. Su percorso poi nasce, poi ogai a luce questa sprendas, nasce dessa capacità di dessa concambiare di entrare in questioni, dunque devo faccio un studio come te prima cosa in su simbolo e si storia di questo simbolo antico, postisi du disegno e postisi che dopo disegnato poi torna a fare questo disegno in sagera è tostata, dunque olio di scraffeddata. Deo da scraffeddu e cantu prusu da scraffeddu prusu assimbilla da cussa che adessi sa prenda vinia. De questo che faccio deo come te cracco partendo da sagera, di otteneus un altro cracco che è fatto un pratta. Questo cracco fatto un pratta srevidi poi usare questa che in italiano si chiama gomma siliconica. Grazie a questa gomma siliconica noi abbiamo un'altra vromma che si sbuida che da intro, accanto possiamo fare entrare gera e dunque creare una vita a altre ceras pitticcas che consenti di fare prus e prus e prus prendas. Questa sprendas in cera che ho fatto tanti e tanti di tutti uguali, da sponeus in una mattigella sempre de gera che è andata dentro una scatuletta. Questa scatuletta è un percorso meda lungo. Questa scatuletta è andata dentro di questo che è un vorro accanto nosu e tausu un ghiscio meda vino. Questo ghiscio accanto prusu si callentata, prusu diventa tostau e sa gera si scallata, scallendo sia e sa motivazione poita quest'arte si da c'era persa, poita sa gera canto bruso si callenta da bruso anda a perdia. E dunque io ottengo una prima prenda che però è brutta de ghiscio, dunque anda traballata, anda pulita e poi anda montata in cannaccas, in brazzallisi, in loricas, in aneddus. Questo traballo, la prima parte di questo traballo che è questa di vai birillugi a su cracconcera è un traballo che faccio da sola. A poste che devo fatto questo traballo ando accanto a un maestro che tiene di bruso di 25 anni di esperienza e questo maestro ora mi aiuta a fare birillugi a sa prenda vinia che è in pratta. Mi ho da sa prenda che è brutta de ghiscio e deo da bullo e da montu e faccio questa sa prenda che non so bioso come ti puoi essi gusta
che è ispirata sul mondo antico etrusco, poiché ponai sardus antigus naranta is autores latinus che tra issus e issus si serrianta sardus e festa una delegazione de sardus che nominata così che fuanta scappo isi maestru mannus de su mondo etrusco. Poi io ho luci a questa sprendas, ho le da tenere meta pazienza, non ho le di attenni pressi, è un lavoro di pazienza. E tocca da pensare che basta di una vinza sono un pruso un prospago, poi questa prenda tenga una fromma e una gara che è differente di questa che tu hai pensato un principio. Dunque è per questo che io penso e creo che questa prenda cosa mia tenga una vita cosa solo. Una vita che ha da nascere e che ha da bere luce e che ognuno di noi ha da poter vestire. Poi gli antichi, queste arti si fanno arti de sacro, che fu danta de sacro, poitta vonai, grazie ai studi dell'archeologo Gigi Sanna, noi oggi scienziamo che sardus anticus scriant e fuant espredisi che grazie a questa scrittura fu danta con su Deus e du laudanta. Per me queste arti funt arti di amore, per sa Sardigna, per la storia della Sardigna. Grazie a quest'arte io ci faccio una luce a sa bellezza, poitta credo che vai prendere sia una delle cose più belle che possa esistere in sul mondo. Sa bellezza in ogni forma, una cosa che prende il suo cuore di allegrezza. Dunque, su sciopero che io faccio per questo che ho le di nai, vodai della Sardegna antica, esti a mi rivolgere un pruso a suo mondo antico che io prima che Santa fatto un oragisi. Sa diosa mamma de Cucuris Arrioso, questa bellicetta tunda che porta de manicetta senistittas, oppure sta diosa mamma de Turriga, questa che hanno cattato in su un oragi de Senorbi. Deo mi torna a fare a questo mondo antico, posso un pruso, ma capita da finza che mi possa tornare a fare a cultus e a ritus anticus, che ispredis femminas fianta finze con is acquas ponai, che fu dentro una collezione che fu data che si zerriata a Berano, che dunque fu data del suo erano e di tutto questo che accade da sul mondo e sa natura in Berano. Mimmi questo ritus e questo cultus anticus tenenti un ballitore umano, poiché fu data delle identità, della storia di un popolo, una storia che non è uguale a nessun altro popolo. Non so depois pensare che questo popolo viaggiata, che questo popolo laudata, una grande idea, una diosa mamma che ha nata sa vita. Che è importante che questa storia, che questo cultus, che questa conoscenza mannasa engianta pompiata se non pandi in ti perdias. Funti conoscenze che imparano a sommine a essere un uomo mellus, poi chi tiene a vai con sa natura, sommini può imparare a vivere secondo regolas della natura, de sueni, de su olienes altros omminis. Che è una cosa molto importante e che è importante hanno da perdere. In esprenda cosa mia, tenenti fatta sa megina del sogo. Questa megina del sogo è un rituale molto antico, è un rituale che si perde in tempos, che è da fatto usando acqua, che è simbolo di annoatura e di pulizia, sollo e su trigo, che è simbolo di vita e di abbondanza. Questo rito si porta sempre a portare a conoscenza del suo mondo delle femminas e posso un pruso sa grande quantità di persone che praticano e fanno questo rito sono femminas. Dunque le femminas possono imparare questo rito a tre femminas in maniera tale che questo rito possa vivere a suo passare del suo tempo. Grazie al rito della megina del sogo, chi besti di sa prenda non tiene di dollo per uno, poiché questo rito antico usa da vuedos che funti vuedos de Maia e funti vuedos
che pointi zanai sa persone che tenet un dollu e tutto sommallu che poi ti dessi de più a s'invidia o sa mallesa de sa gente da barra da largo, non da barra da solo. Questa lingua sarda per me mi tenet un ballitorio umano, perché tenet un ballitorio di identità e di cultura di un popolo che conosce questa lingua cosa sua, sciti di noi steniu e sciti accanto dei pedandai. Deu impero me questa lingua sarda in po' zerriai, questo che vunti sprenda cosa mia. Per me è di dialogai e di pompiai e di trasmetti a tutta questa che vunti generazioni si canta bene in su benitori. Posso trabalhar cosa mia, deu uso questo che si renta i social network. I social network vuntainas che consenti a gente che si largo con su corpo, con su coro, con i giochi o disintendi in soro. E i social network consentono di arrivare sempre più su gente. Deu dus uso a parri mio punti importanti, si può consentirti di divulgare e di poi vedere le cose che di no tu non ne sai conoscere e non ne sai mai posso bere. Ma io credo che che questa modernità e l'antichità possano andare d'accordo. Ho fatto un percorso di studio, a Milano in moda e costume e dunque sono un percorso di modernità. Io dico, grazie a questo percorso, io ho una vromma, una gara, una bisura, una cosa che esiste di già, ma si dona differenti. E noi, grazie a tutta questa cultura, a questo sciro antico, che ne trasmette, vinza poeta, noi usiamo questa lingua sarda, e questa lingua sarda è questa identità. E dunque, grazie a questo sciri, è possibile portare in attisi l'antico e di una vromma e una bisura moderna, secondo me. Per questo più puro e usa acabao, grazie a voi seguiu. E si dovrà sapere, saggi da chieniti con un atto più nudo e poca voce. Che in sunteri si o lesi sinalai eventi, su fatti, su acontesi, su digni, su dessi contausu, tu potete fare scrivendosi una lettera a pocaboci.tv gmail.com. Poi tasiu su noi, plus che tutto, poi intendi sa voce, e posatrusu.